Io non mi sento di togliere qualcosa ai veneti per quello che sta capitando in Lazio o per quello che sta capitando in Lombardia. Le parole di Leonardo Padrin sintetizzano quelle degli azzurri in Consiglio regionale, in giunta. La tenuta di Zaia non è in discussione. Indipendentemente da quello che succederà nelle prossime ore al Pirellone, gli uomini del PDL non faranno quindi le valigie, garantendo la tenuta di Palazzo Balbi. È chiaro che questa mossa della Lega di togliere la fiducia a Formigoni crea dei mal di pancia a livello nazionale, ma questo non vuol dire che a livello locale ci si debba fermare, non si debba più fare nulla. Parole che non cancellano però quelle che proprio ieri pronunciava da Padova il coordinatore veneto del PDL Giorgetti, che invitava i suoi uomini ad un maggiore spirito di servizio, tenendoli eventualmente pronti anche ad abbandonare il palazzo in riva al Canal Grande. Parole quelle del segretario che si sono rivelate un boomerang. Tutte queste questioni di sofisticata politica, di una sorta di domino, sono inconcepibili. Io credo che in questi anni i partiti abbiano dimostrato quanto lontani sono dalle persone. L'impegno che viene assunto è assunto dalle persone. Zaia intanto fa spallucce e tira dritto, chiudendo a doppia mandata la porta del palazzo. Lega e PDL che stanno governando bene assieme, come del resto hanno fatto in Lombardia, e mi fermo lì, nel senso, se poi sono verifiche, qualcuno invoca verifiche o quant'altro, le va a fare con i miei segretari di partito, non sicuramente con me.